€9 ad azione in cambio della rinuncia ai contenziosi con la banca. L'offerta di transazione presentata oggi dalla Banca Popolare di Vicenza si rivolge a 94.000 soci azionisti che hanno comprato azioni dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2016. La sua validità, fanno sapere i vertici BPV, è subordinata dall'adesione di almeno 80% delle azioni interessate, cioè quelle acquistate negli ultimi 10 anni. Si tratta di un indennizzo, si resta infatti proprietari delle azioni, chi firma però rinuncia a un futuro ricorso. Questa operazione va nella direzione di assicurare una rigorosa gestione dei rischi, in questo caso rischi legali, che devono essere necessariamente ridimensionati per consentire alle due banche, oggi singole, domani insieme, di poter avviare questo percorso di rilancio. Il prezzo offerto agli azionisti rappresenta il 14,4% di quello massimo raggiunto dall'azione, ovvero €62,5. Ma assicura Viola, a chi accetta la proposta saranno riservate esclusive condizioni commerciali. Parliamo di depositi vincolati, di mutui e di conto corrente a canone zero. Ora si apre il fronte della trattativa con le associazioni di consumatori. Ci sarà un tavolo importante di confronto che riguarda, abbiamo ricordato, il plafond per le categorie cosiddette deboli. All'esterno risparmiatori truffati hanno protestato con striscioni e cartelli, qualcuno è arrivato persino a sfidare il freddo in mutande.